E il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio, la parte centrale e più consistente dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocata per il 29 ottobre alle ore 19 dalla Presidente Miriam Miniemi. Ben 15 dei 21 punti dell'ordine del giorno sono infatti relativi al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio in favore di diversi soggetti per il rimborso di spese legali che hanno visto il comune di Favara soccombere in giudizio. I rimanenti punti riguardano due mozioni consiliari e una interpellanza. La prima mozione è relativa all'adesione alla campagna Italia Ripensaci, promossa da Rete Italiana per il Disarmo da Senza Atomica, finalizzata al disarmo nucleare globale. La seconda mozione è finalizzata al sostegno di disegno di legge regionale numero 136 sull'istituzione delle unità di pedagogia scolastica e impegno dell'amministrazione comunale a promuovere l'approvazione presso l'Assemblea regionale siciliana. L'interpellanza invece, che è stata presentata dalla Presidente del Consiglio Comunale Miriam Miniemi e da altri 5 consiglieri, ha per oggetto il controllo sulla gestione dei rifiuti solidi urbani. A chiudere l'ordine del giorno la proposta di approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2025-2027 e la variazione di bilancio per intervento urgente per la realizzazione di opere di manutenzione nel vallone Favara. Ricordiamo che la seduta del Consiglio Comunale è a porte aperte e può essere anche seguita in diretta streaming sulle pagine social del Comune di Favara.